Proseguiamo con le premiazioni, 200 stile libero ragazzi maschi, terzo e medaglia di bronzo per la Fondazione Bentegodi, Robert D'Allora, 1,58 e 43. Secondo e argento in 1,57 e 30 per l'Olympic Swim Pro, Davide Nardini. E primo posto e medaglia d'oro, first and gold medalist, 154.97, representing Waterborne, Jared Liam Baxter. Intanto attenzione perché abbiamo delle comunicazioni importanti per tutti i tecnici, di comunicare entro le ore 12:30 eventuali variazioni alle staffette in programma questa sera, quindi eventuali variazioni vanno comunicate entro le ore 12:30. Ricordo inoltre che non saranno previste pause, quindi gare tutte in fila fino alle staffette appunto di questa sera. Non saranno previste pause nella giornata di quest'oggi. Seconda serie, blocchi 200 farfalle esordienti A, corsia 1 Tommaso Fregonas, in 2 Alessandro Gallinaro, in 3 Enrico Ballarini, in 4 Alessio Scanferlato, in 5 Atos Ronzani, in 6 Andrea Perruzzetto, in 7 Riccardo Visintin e in 8 Valentino Aggio. Proseguiamo con le premiazioni, sempre in compagnia di Vincenzo De Sio, presidente della società organizzatrice. Terzo posto e medaglia di bronzo per i 200 stile libero femminili per la rappresentativa Rosà in 2:06 e 85, Morgan Farronato. Second place and silver medalist representing Graz 2:44, Claudia Hofnagl. E primo posto e vincitrice in 2:01 e 23 per il team nuoto Toscana Empoli, Linda Caponi. William Micillo 2:40-51 si aggiudica la terza serie.